Io sono Giovanni Caso, sono il vicepresidente della Sardice Kulturzentrum di Berlino, sono un artista contemporaneo, mi occupo anche di organizzare gli eventi e ho delle attività anche qui a Berlino da circa 8 anni. È una bella avventura, noi siamo diciamo, il nucleo dei ragazzi che partecipano alle attività, siamo qua da diciamo 8-9 anni, quindi in questi 8-9 anni abbiamo visto il cambiamento della città, è cambiata molto, molto rapidamente, però è una cosa che Berlino fa costantemente, non è successo solo adesso. Adesso è una città cosmopolita, lo è sempre stata, però lo è sempre di più, e ha smesso di essere povera e sexy, è diventata abbastanza ricca e un pochino meno sexy, quindi abitare a Berlino adesso significa confrontarsi con dei problemi diversi da quelli che erano 8 anni fa, per esempio. Abbiamo degli affitti molto più alti, c'è più lavoro, questo sicuramente, e continuano ad arrivare stranieri, quindi arrivano molti italiani, arrivano molti sardi, continuano ad arrivare, e continuano ad arrivare più persone legate al business, per esempio della economy o della nuova economia. Questo è il grosso cambiamento. Quando noi siamo arrivati era più la città dove si arrivava in quanto artisti, c'erano tanti atelier, tanti posti da prendere. In quanto sardo a Berlino ci si trova catapultati in una realtà molto particolare perché penso ci siano circa un migliaio di sardi a Berlino, non c'è diciamo, una statistica certa di quanti sardi ci sono, ma c'è una comunità comunque storica delle prime migrazioni, quindi degli anni 60 e 70, e poi si è stratificata piano piano un'immigrazione più giovane fino a quella recente dei ragazzi che arrivano, dei ventenni, venticinquenni, che vengono spesso a lavorare nella gastronomia, nella ristorazione, oppure a lavorare nel nuovo economy, quindi lavorano, che ne so, da Zalando, da eBay, dalla Coca-Cola, alla MTV, eccetera, eccetera. Io sconsiglio a tutti di venire, ma non perché non vale la pena, perché la città sta diventando sempre più cara per questo tipo di meccanismi. Come esperienza la consiglio assolutamente. Le barriere, la lingua, diciamo, le differenze culturali, quelle ci sono e rimangono. Se un sardo, un italiano dovesse scegliere di immigrare, rimane comunque una città che offre un sacco di possibilità, questo sì, ancora.